L'emozione di due squadre che si affrontano per inseguire il sogno Serie D, la passione di due tifoserie che stanno dimostrando attaccamento verso i propri colori. C'è chi ha dovuto fare 50 km per esserci, chi addirittura il doppio, c'è chi abita a pochi passi dallo stadio, chi segue la partita da lontano con il cuore legato alla propria terra e alle proprie origini, e l'emozione di 90 minuti o forse molto di più, perché oggi non è da dentro fuori ma è decisamente una partita che può indirizzare le sorti del campionato. Questa è Nissa contro Pro Favara, 19ª giornata del girone A del campionato di eccellenza siciliana. Amici di Sportissimi, buon pomeriggio da parte di Nicolò Ciluffe, benvenuti allo stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta. Il palleggio della Nissa con Neri, cerca di andare lungo per la spizzata, passa il pallone, Gueye, punta e calcia, la Nissa avanti, dopo appena 1 minuto e 13 secondi, si sblocca il punteggio al Tomaselli, Gueye. E il gol numero 8 in campionato del numero 10, che ha battuto Scuffia. Di Bella, poi Ficarotta, crossa per Retucci, palo e poi salva sulla linea Elesai. Occasionissima per il Favara con Retucci, poi ancora Favara dentro l'area di rigore, messa dentro per Retucci ancora, Elesai sul primo palo chiude. Viene sempre incontro a prendersi questa palla il capitano della Nissa. Gueye prova l'imbucata, è buona per Agudiak che con l'esterno va ben distante dalla porta di Scuffia. Vizzini, Lucarelli si getta nello spazio, Vizzini dentro l'area, palla messa a mezzo per Retucci che firma il gol del pareggio, 1-1 al minuto 19. Retucci, esultanza sotto lo spicchio dei tifosi del Favara per il numero 9 che ha colto al bacio il pallone messo dentro da Vizzini. Bossa, Ficarotta, ci prova da fuori Ficarotta, la tiene in qualche modo Elesai, ancora il 10 che crossa con il sinistro, l'inserimento di D'Amico che poi mette dentro, attenzione alla soluzione cercata da parte di Lupo, e quindi Ficarotta serve D'Amico, ce l'ha sul destro, crossa D'Amico dall'altra parte per Lucarelli che rientra, Lucarelli, poi D'Amico con una finta passa su Gueye, cross di D'Amico, il colpo di testa, D'Amico si mette davanti con il corpo, lo scambio con Lucarelli dentro l'area di rigore, sul mancino ce l'ha Lucarelli, la mette forte dentro, poi arriva D'Amico, botta murata, chiama palla Gudiak, servito il 9 che la tocca e va vicinissimo al gol del sorpasso. Va Ficarotta con il mancino, punizione battuta, il colpo di testa di Marino. Ficarotta, pallone messo dentro, Lucarelli, il tapin vincente del numero 11 che fa 1-2, Pro Favara avanti al 30° del secondo tempo, stava per inserire un attaccante catalano ma adesso i suoi ragazzi passano in vantaggio con il gol numero 9 in campionato di Lucarelli, cerca di pulirlo a Gudiak, poi c'è anche Semenzin nei pressi del pallone, deviazione e quindi calcio d'angolo. Da una parte all'altra del campo, cross di prima intenzione a cercare la testa di Agudiak, quindi Lupo prova ad entrare dentro l'area di rigore, Lupo ce l'ha sul destro e calcia, brivido per la Nissa. Bossa, serve Vizzini, Privitera, corre ancora il capitano della Nissa, Vizzini però sembra averne di più e quindi sguscia via con una bella giocata, c'è Balistrelli dentro, Retucci sul secondo palo, Vizzini cerca la soluzione personale, la parata di Elesai, out di sinistra, c'è ancora una possibilità, dovrebbe essere l'ultima della partita, contatto dentro l'area di rigore, è finito giù Esposito, l'arbitro era lì vicino,
e ha deciso di non assegnare il calcio di rigore. Sguardo al cronometro, triplice fischio. Il Favara batte in trasferta 1-2 la capolista Nissa. Merda. Finisce così, finisce 1-2, finisce con la festa dei giocatori di Catalano sotto il settore dedicato ai tifosi ospiti.